Siamo qui all'inaugurazione della seconda Biennale INTART. Come è nata l'idea di questa Biennale? Come mai proseguire con questa seconda edizione? Allora, l'idea è nata in occasione della mostra di erotica contemporaneo fatto qui nel 2021 in occasione dei nostri 10 anni. E la Lorena Gava, che stasera ha presentato la serata, in quell'occasione ha detto che eravamo stati molto bravi, l'abbiamo stupita e che sembrava una piccola biennale. Io, Matteo e il resto del collettivo non ce lo siamo fatti ripetere e abbiamo colto l'occasione al balzo e da lì è venuta fuori l'idea di appunto pensare effettivamente a una biennale. 2 anni fa abbiamo trattato la tematica dell'inquinamento marino e per quest'anno abbiamo pensato appunto a Fragile, salute mentale quindi. Quanti artisti sono coinvolti? C'è stata una crescita rispetto alla prima edizione e da dove provengono? C'è stata una crescita davvero sorprendente, probabilmente questo tema era quasi urgente da trattare per molti artisti, tanto che hanno partecipato da tutta Italia e noi abbiamo dovuto fare una selezione sofferta perché abbiamo dovuto escludere veramente tanta gente. Alla fine siamo arrivati a 46 artisti per più di 60 opere presenti in mostra. Da quali parti d'Italia arrivano? Abbiamo avuto la fortuna che hanno partecipato da tutta Italia e non solo, perché c'è addirittura un'opera che viene da un artista di Londra, e abbiamo Roma, Napoli, Milano, quindi veramente abbiamo coperto quasi tutta l'Italia. Un tema, quello fragile, che viene declinato in diverse maniere, c'è chi ha usato la fotografia, chi l'oggettistica, chi la pittura. Com'è nata l'idea di questa tematica e secondo voi cosa hanno tirato fuori gli artisti? Come l'hanno espressa? Allora, questa tematica è stata sicuramente sentita in primis da noi del collettivo, da me e Matteo, ma proprio da tutto il collettivo e anche dai nostri soci della zona. E è stata sentita proprio perché forse anche il Covid ci ha portato comunque a vivere delle situazioni nuove. Poi comunque ognuno di noi aveva anche delle problematiche e quindi sì, ci siamo resi conto che abbiamo dovuto per forza tirar fuori qualcosa e quindi l'idea proprio di attraversare questo viaggio anche nella speranza che forse ce l'abbiamo fatta anche che diventasse una sorta di cura affrontare questa tematica. E ovviamente non siamo esperti, noi siamo artisti e per affrontare questa tematica veramente bene, anche nel migliore dei modi, abbiamo comunque chiesto l'aiuto di persone specialiste e quindi abbiamo proprio voluto, oltre alla mostra curata da noi, anche realizzare una serie di eventi per poter dare comunque un qualcosa anche al visitatore e anche alla comunità, perché comunque è una tematica importante, bisogna affrontarla, è una denuncia insomma che facciamo, perché comunque c'è anche un po' la paura di parlare di certe cose e invece noi abbiamo pensato che fosse il momento adatto, ecco. Quindi l'arte può essere anche uno strumento di riflessione per chi realizza l'opera e soprattutto per chi la vede. Assolutamente, attraverso l'arte non solo l'artista magari riesce ad esprimere qualcosa che ha dentro e che a parole non sarebbe altrettanto capace di trasmettere, ma diventa anche un modo di condivisione, quindi condividere il proprio malessere, fare in modo che possa essere anche un aiuto o un modo di confronto con qualcun altro, in questo caso lo spettatore dell'opera.